E cominciamo con la prima canzone. Prego. Sono un gruppo, i Zitani. Ora chiediamo loro da dove vengono. Ecco, preparatevi. Ecco. E allora, lei si chiama? Io sono Gaetano Libertino. Penso che sia il capogruppo o comunque il... Diciamo che quando non c'è nessuno il capo sono io. Ok. Interessante risposta. Allora, quando è che siete nate come gruppo e quali sono le vostre aspettative e perché fate musica siciliana? Allora il gruppo nasce 25 anni fa circa e nasce principalmente per fare le serenate. Noi così ci siamo riuniti, questi amici, qualcuno è cambiato, ci siamo riuniti ed abbiamo detto che fare, riprendiamo quelle serenate che erano bellissime, a me le hanno trasmesse mia mamma, che è stata l'artefice poi di questo mio modo di inserirmi in questo contesto, perché lei era un proverbio vivente e quindi mi inculcava queste cose piacevolmente, e quindi da lì nasce questo gruppo per fare le serenate. Da lì, dalle serenate a cominciare a fare cultura siciliana, con tutto quello, il passo è accanto, e quindi da lì nasce questo. Vuoi presentare gli amici del tuo gruppo? Anche i nomi magari? Allora, partiamo. Allora, Maria Rita Casalino, cantante, stasera si cimenta con una sinfonia, mi pare. Come si chiama questo strumento? Perché è una lira, quindi una lira calabra significa che è molto più costosa dell'euro ennese. È più arzioso, diciamo, ecco, quindi Maria Rita Casalino è la nostra cantante. Poi abbiamo il nostro percussionista Guglielmo Ingrà, abbiamo agli strumenti a fiato Lucio Giunta, con il figlio che è quello che lo dirige, perché lui è rimbambito, quindi il figlio lo cerca di dirigere, e quindi Stefano Giunta. Poi abbiamo alla fisarmonica naturalmente Stefano, poi abbiamo il nostro Massimo Greca alla chitarra ed Enzo Sacco al basso. Grazie. Allora, mi pare che possiamo, oppure il professore mi deve fare qualche altra domanda. Il terzo grado è finito, ok? Allora, io scherzo sempre. Il microfono dove lo poso? Perché io ho l'altro qui. Grazie. Scuro si vede
Sostituire, sostituire Garzona. Grazie. Grazie. Grazie veramente, una musica abbastanza movimentata. E questo strumento che cos'è? Questo che ha fatto l'ultimo? Kazoo. Mi sembrava una mucca. Ma in effetti simula, visto che si parla, non abbiamo spiegato un po' il brano, lo facciamo un attimino? Sì, si lo può fare. Lo facciamo, quindi susitivi Garzona, 7 che vanno all'acqua alla fontana, 7 che vanno in bastano lo pane, 7 che tu non virsa se la tuna. Non è altro che, me la raccontava mia madre, quindi io poi diciamo così, l'ho fatta diventare una canzone. Questo brano parla, non è una storia, è una metafora dove così invita a non perdersi d'animo quando ci sono dei problemi. Il contadino si trova da solo in campagna, capisce che ci sono i ladri, quindi c'era un abbigliato in corso, di conseguenza dice: ora che faccio? O mi ammazzano o vedo di trovare una soluzione. E quindi trova la soluzione facendo finta di chiamare i garzoni, che erano 7 case. 21 garzoni, lo voglio perché praticamente proprio faccio pena quando parlo, quindi quindi 21, sto scherzando, no, non stavo scherzando, vabbè. Quindi grazie. Allora, quindi è chiaro che i ladri, i briganti, chiaramente, sentendo che ci sono 21 persone, dice: ma allora è meglio che ce ne andiamo. Quindi questa era una metafora dove dice di non perdersi d'animo. Grazie. Grazie.